L'Inter ha lasciato Milano ed è a Singapore pronta ad affrontare la sua tournée asiatica. Sull'aereo decollato da Malpensa era presente Raja Nainggolan, ma non Mauro Icardi. L'ex capitano rimarrà in Italia ad allenarsi, con la possibilità di trovare una nuova squadra. Presente invece l'ultimo acquisto Nicolò Barella. Nei prossimi giorni Godin, Vecino e Puskás si aggregheranno al gruppo in ritiro. Nella International Champions Cup, gli uomini di Antonio Conte dovranno affrontare il Manchester United sabato 20 luglio, la Juventus mercoledì 24 e il Paris Saint-Germain sabato 27. Il DS della Roma, Petracchi sulla scelta di Pau Lopez per la porta giallorossa. Qui per presentare il portiere Pau Lopez, un giocatore che ho seguito personalmente e credo che la scelta di puntare su Pau Lopez sia soprattutto di natura tecnica, ma è soprattutto di personalità. Io credo che parare in una piazza come la Roma è molto difficile, lo è per qualsiasi portiere perché comunque è un ruolo molto, molto particolare, molto delicato, però credo che Roma lo sia a maggior ragione ancora con qualche difficoltà in più. Alla fine Daniele De Rossi ha scelto l'estero e ha scelto una delle sue squadre preferite, il Boca Juniors. Il direttore sportivo, Nicolas Burdisso, suo grande amico, ha avuto la meglio sulle tante offerte arrivate all'ex capitano giallorosso, declinate le richieste arrivate dalla Fiorentina e dal Bologna, così come quella dei Los Angeles FC e quella giapponese. De Rossi, salvo altri clamorosi colpi di scena dell'ultimo momento, scenderà in campo alla Bombonera per assaporare quel clima che gli ha sempre messo i brividi. L'operazione si concluderà nelle prossime ore con un contratto fino a marzo da 500.000 euro. Tra i giocatori svincolati in questa sessione estiva di calciomercato, Dani Alves è quello dei più richiesti. Fresco della vittoria in Coppa America con il suo Brasile, il terzino sta cercando una sistemazione dopo l'esperienza col Paris Saint-Germain. Il suo futuro potrebbe essere adesso in Inghilterra. Come riportato da Mundo Deportivo, infatti, Manchester City, Arsenal e Tottenham avrebbero messo nel mirino il giocatore e potrebbero convincerlo al trasferimento in Premier League. Guardiola sarebbe felice di ritrovare il brasiliano dopo l'avventura al Barcellona, mentre Pochettino ed Emery cercano giocatori di esperienza per le rispettive squadre. Intanto il difensore assicura: chi mi prende fa un affare.